A Lanciano per Virtus Lanciano Cesena c'è Antonio Monaco. Il rinato Lanciano contro un Cesena fortissimo che è risalito prepotentemente in classifica. Dunque ci si aspetta una grande gara sia da un punto di vista tecnico che agonistico. Le formazioni delle squadre: il Lanciano in campo con il 4-3-2-1 del tecnico Primo Maragliulo, in porta Cragno, La Dipesa, Aquilanti, Rigione, Amenta e Di Matteo. Poi i mediani Rocca, Bacinovic e Vitale, più avanti Marilungo e Di Francesco. La punta centrale sarà Ferrari. Il Cesena invece di Massimo Drago è in campo con il 4-4-2. Agliardi tra i pali, dunque da destra verso sinistra Perico, Lucchini, Capelli e Renzetti. I centrocampisti Cone e Sensi, più alti Ciano a destra, Ragusa a sinistra, le punte Diuric e Rossetti. La gara sarà diretta dal signor Luigi Nasca di Bari. La giornata è primaverile a Lanciano, ci sono 18 gradi con il collega tecnico Gianluca Galli, linea allo studio. Baroni ad attaccare. Calcio di rigore per il Lanciano tra qualche istante. A Lanciano dunque proprio nel primo minuto di recupero, l'arbitro non aveva addirittura assegnati il 2, è stato atterrato Di Matteo all'interno dell'area di rigore da parte di Perico. Reclamano e molto i giocatori del Cesena, l'arbitro è irremovibile. Ci sarà il tentativo di trasformazione dagli 11 metri di Ferrari ed è stato anche espulso Perico, e dunque forti proteste per quanto riguarda il Cesena. Dunque Cesena in 10 uomini, espulso addirittura Perico, e calcio di rigore affidato al tentativo di Ferrari. Se non andiamo errati è così, sì, dunque Ferrari, attenzione, è tutto pronto, Ferrari contro Agliardi, c'è il fischio dell'arbitro che intanto fa rettificare la distanza dei giocatori proprio fuori al limite dell'area. È tutto pronto per questo tentativo di trasformazione al minuto 47. C'è ancora qualche altro istante, l'arbitro sta verificando i giocatori che sono proprio al limite dell'area. C'è il signor l'arbitro dell'incontro, il signor Nasca di Bari, non si capisce perché, sta guardando i giocatori, anzi sta aspettando addirittura Perico, l'uscita dal campo di Perico. Ecco il motivo. Attenzione, è tutto pronto, parte Ferrari, il gol. Agliardi da un lato, il pallone dall'altro, il Lanciano è in vantaggio dopo aver sofferto molto. Lanciano 1, Cesena 0, e sul gol, sul calcio di rigore di Ferrari c'è anche la fine del primo tempo. Dunque finale al Biondi, finale di tempo, Lanciano 1, Cesena 0, ha realizzato Ferrari sul calcio di rigore. Latina, 1 minuto e mezzo nel corso del secondo tempo, situazione punteggio Lanciano 1, Cesena 0, in virtù del gol messo a segno nel secondo minuto di recupero della prima frazione da Ferrari su calcio di rigore. Nella circostanza è stato espulso Perico, ma ci sono state forti proteste da parte del Cesena, che ha protestato appunto a lungo per la concessione del calcio di rigore ritenuto inesistente, addirittura con l'espulsione di Perico per fallo da ultimo uomo. Ma adesso il Cesena, ripetiamo, è in 10 uomini e dovrà affrontare tutto il secondo tempo. Attacca il Lanciano, in questo momento siamo proprio ai limiti dell'area di rigore, interviene all'indietro la formazione cesenata e spazza via il pallone che termina direttamente dalle parti di Cragno. Sempre nel Cesena vi ricordiamo che a metà del primo tempo era uscito Sensi per problemi muscolari, al suo posto Chessi. Il minuto è il secondo, il punteggio lo andiamo a ricordare: Lanciano 1, Cesena 0. Il raddoppio del Lanciano con Marilungo al minuto 33, Lanciano 2, Cesena 0. A te la linea, Giovanni. Grazie ad Antonio Monaco. Episodi che nel calcio a volte possono decidere una salvezza o addirittura una promozione. Minuto 31, clamorosa occasione per il Cesena, Diuric a mezzo metro dalla linea bianca, a porta vuota con il portiere a terra, è riuscito di fatto ad appoggiare verso la porta, ma tra le braccia del portiere. Disperazione tra i giocatori del Cesena per l'1-1 mancato, capovolgimento di fronte, il pallone sulla corsia di destra, Di Francesco al centro, è arrivato Marilungo in tuffo di testa e ha messo in porta il pallone del 2-0 della serie gol mangiato, gol subito, con i giocatori frentani che chiudono di fatto il match a 8 minuti dal termine. Doppio cambio anche nel Lanciano, che li ha espletati tutti. È entrato per la precisione Bonazzoli al posto di Marilungo, autore del gol, e poi è entrato Gian Donato al posto di Vitale. Attenzione Monaco, calcio di rigore per il Latina. Ti richiamo subito quando c'è la battuta.
Sì, c'è stato un altro cartellino, se non andiamo errati, cartellino rosso per il Lanciano, il secondo giallo dunque, cartellino rosso per Di Francesco che era già stato ammonito nel primo tempo. Dunque le due squadre adesso tornano in perfetta parità numerica, almeno per quanto riguarda... Attenzione Monaco, tutto pronto per la battuta. Dunque ingenituari Di Francesco che è stato pizzicato dall'arbitro Luigi Nasca di Bari, secondo fallo a centrocampo, secondo giallo per lui e dunque cartellino rosso. Le due squadre ora giocano 10 contro 10 a 7 dal termine, però il Cesena è sotto di 2 gol, il raddoppio per il Lanciano di Mari Lungo al 33esimo che ex ritorno non ha esultato al gol, il 38esimo 2-0 linea latina. Al Lanciano il 42esimo, attacchi disperati del Cesena alla ricerca del gol almeno per riaprire il match, entra all'interno dell'area di rigore un giocatore del Cesena, cade a terra, l'arbitro lo ammonisce per simulazione, il numero 11 della formazione allenata da Drago è caduto a terra, l'arbitro era vicino all'azione, ha estratto il cartellino giallo, Antonino Ragusa dunque è stato ammonito. Il Lanciano è espletato intanto. Scusami Monaco, minuto e punteggio, andiamo a Latina, vai. Minuto e punteggio, scusami. 43 i minuti, Lanciano 2, Cesena 0 Latina. E allora torniamo adesso al Lanciano da Monaco, Lanciano Cesena. Sì, Corsini, manca un minuto al termine del match, dei 4 assegnati per quanto riguarda il recupero da Luigi Nasca di Bari. Vi diciamo che il Lanciano sta vincendo sul Cesena per 2-0, i gol nel primo tempo su calcio di rigore di Ferrari, rigore tra l'altro contestatissimo, c'è stata anche l'espulsione di Perico nella circostanza, il Cesena che ha giocato tutto il secondo tempo in 10 uomini, il raddoppio di Mari Lungo al 33esimo e espulsione di Di Francesco pochi minuti fa per equilibrare almeno le squadre in campo, ma non da un punto di vista numerico per i gol, perché il Lanciano sta conducendo per 2-0, attacca ancora in avanti e qualche istante fa c'è stata una ottima opportunità per Ferrari, un bolide dal centro dell'area di rigore ha parato agli ardi in 2 tempi, poi successiva conclusione di Ferrari che è terminata fuori e in questo momento l'arbitro dell'incontro dichiara la fine del match, vittoria di inestimabile valore per il Lanciano in chiave e salvezza, un ottimo Cesena però che ha dimostrato di valere la classifica all'interno dei playoff. È finale, Lanciano batte Cesena 2-0 a terra linea.